Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Busseto in provincia di Parma. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 40 metri sul livello del mare e conta più di 7.000 abitanti. È famoso nel mondo per aver dato i natali nel piccolo borgo delle Roncole a Giuseppe Verdi e il nostro itinerario inizierà proprio da qui, da piazza Giuseppe Verdi. Scopriremo tante cose belle, mettetevi comodi, a voi Busseto. Per me Busseto è il posto dove sono nato, dove ho le mie origini, dove mi sento a casa mia e l'apprezzo in modo particolare perché ho fatto 20 anni in giro per il mondo, sono rientrato e qui mi sento in pace e vivo tranquillo. Qui è il salotto di casa nostra, quindi qui c'è gli amici, si fa la partita, si chiacchiera, è il punto di ritrovo dove è il centro del paese, praticamente l'anima del paese. Poi abbiamo il nonno lì che ci guarda, quindi siamo a posto. Ci piace definire Busseto un museo a cielo aperto. È chiaramente un paese nella pianura padana ricco di storia e di tradizioni. Queste tradizioni risalgono a prima dell'anno 1000. La nostra rocca municipale si affaccia sulla piazza, questa bellissima piazza che è tipica come stile del 400. E da lì poi è cresciuto questo villaggio, si è trasformato in città e vide il suo maggior splendore dopo l'anno 1000. Questa rocca risale a circa il 1200 perché comunque fu sede capitale Busseto dei Pallavicino per oltre 500 anni. Questa nobile famiglia, legata anche agli Sforza di Milano, venne proclamata da Carlo V nel 1533 città di Busseto, quindi un'onorificenza importante e da qui poi lo sviluppo anche di una serie di altri monumenti altrettanto importanti. Bellissima la chiesa collegiata del 1400 che si affaccia anche lei sulla piazza. Percorrendo l'antico borgo, via Roma, arriviamo fino alla monumentale Villa Pallavicino, con annesse le scuderie. Tutte le nostre peculiarità come territorio si legano poi a Giuseppe Verdi. Sommo musicista, uno degli autori più ascoltati al mondo, quest'anno festeggiamo insieme il bicentenario della nascita. Questo è un bicentenario importante, lui vive comunque sempre in mezzo ai bussetani perché c'è questo monumento così importante che è stato inaugurato nel 1913 dello scultore Secchi e lui siede su questo scranno tranquillo e guarda tutta la città. Confalone del Comune mostra questo albero con queste radici, simbolo della città e del radicamento dei Pallavicino. E questa aquila, segno di potere, e nel 1533 appunto Carlo V appose sopra il nostro stemma la corona, quindi a significare l'incontro così importante che avvenne e lo dimostra anche il quadro qui nella sala consigliare che ripercorre questo importantissimo incontro per la città di Busseto. Sulla piazza Giuseppe Verdi, insieme alla rocca Pallavicino, svetta la collegiata dedicata a San Bartolomeo. Andiamo a conoscere il parroco.
Siamo nella chiesa collegiata di San Bartolomeo Apostolo, una chiesa del 1436, la pianta attuale. Una chiesa ampliata su una chiesa precedente della metà del 1300. Le forme che vediamo adesso sono forme del 1770. La chiesa era in forme gotico-lombarde, ormai si vede che è rococò, eccetto il presbiterio che è stato riportato allo stile gotico. Sulla pala d'altare c'è il San Bartolomeo del Boccaccino, pittore cremonese, perché eravamo diocesi di Cremona fino al 1601 e la gran parte delle opere d'arte è cremonese. Opere del Campi c'è la Trinità, nella chiesa della Trinità, e l'Annunciazione nella chiesa di Santa Maria. Più i 15 tondi dei misteri del Rosario. Ora sono collocati in termobox in sagrestia perché sono misteri del Rosario che hanno viaggiato. Sono stati a Denver per le giornate della gioventù insieme alla croce che è ancora a Rio e che deve ritornare perché ormai è una croce abituata alle giornate della gioventù. Già dal 1524 c'era una confraternita del Gonfalone che venerava la Madonna Immacolata, che è compatrona da allora di questa parrocchia. Ha una bellissima cappella affrescata dall'Anselmi. Attualmente l'immagine della Madonna che ha più venerazione è l'immagine della Madonna di Lourdes, che è collocata in questa grotta che richiama Lourdes. Collegata alla parrocchiale c'è la chiesa della Trinità. Originariamente, probabilissimamente, era la prima chiesa di Busseto. In quella chiesa si è sposato Giuseppe Verdi la prima volta con Margherita Barezzi, davanti all'altare della Madonna del Carmine, una bella statua forse dei primi del Seicento, davanti al canonico Pettorelli. Per trovare delle altre bellissime statue bisogna andare nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove c'è il compianto del Mazzoni, un vero e unico capolavoro di terracotta. Nella chiesa di Santa Maria Annunziata abbiamo l'immagine del Cristo morto. Questo simulacro viene portato in processione il Venerdì Santo. È caratteristico perché è un simulacro fatto in cuoio battuto, molto verosimile. Qui c'è la reliquia di San Biagio. Era la devozione a San Biagio diffusissima, la reliquia è del 1520. Io ho conosciuto ancora anziani che erano stati votati a San Biagio. Per tutta la vita farai feste il giorno di San Biagio perché sei stato scampato dalla difterite. A Busseto, in provincia di Parma, va scoperto anche l'itinerario del gusto. A voi la gastronomia.
troviamo all'interno dell'osteria Vecchio Mulino Pallavicino. Roncole Verdi qui a pochi passi dalla casa natale del maestro Giuseppe Verdi e a pochi metri anche dall'archivio storico di Giovannino Guareschi. Noi siamo produttori di culatello di Zibello DOP, facciamo parte del consorzio, siamo uno dei pochi produttori quindi addetti alla produzione di questo prodotto estremamente di nicchia. Come potete vedere ci troviamo proprio all'interno di queste cantine dove i culatelli maturano nell'ultima fase di stagionatura, quindi affinano e prendono tutti i profumi da queste muffe nobili che si sviluppano in questi locali. Si utilizzano solo ed esclusivamente cosce pesanti di maiali nati e allevati in Italia, in particolare solo di 2 regioni, Emilia e Bassa Lombardia. Il culatello stagiona fino a 18-20 mesi, può arrivare anche ai 24 mesi per intenditori, ecco. A differenza del prosciutto di Parma, che prevede la lavorazione dell'intera coscia, noi sezioniamo la coscia e ne ricaviamo da questa 3 prodotti. Cosa facciamo? La coscia intera, la sezioniamo sul femore e dividiamo la parte più grossa e pregiata proprio della natica del maiale, che è quella, deputata a diventare culatello. Con la parte invece restante della coscia si produce il fiocco di culatello, che è una parte anteriore della coscia, meno pregiata, un po' più piccola, ma comunque appena sotto il culatello. Con le rifilature di questi 2 prodotti noi produciamo un terzo prodotto fatto di sola carne di prosciutto, quindi in particolare di culatello, è lo strolghino, un cacciatorino stagionato appena 10 giorni che ha un profumo e una dolcezza impareggiabili, è il salame di culatello. Poi facciamo altri prodotti, in particolare la spalla cruda di Palasone, è un prodotto che facciamo solo noi all'interno del consorzio del culatello di Zibello, è la parte più pregiata del muscolo della spalla anteriore del maiale, un po' più grassa rispetto al culatello e prende sapori completamente diversi. Partiamo subito con i tortelli alla parmigiana, che è un piatto tipico della cucina di Parma. La pasta è fatta con 1 chilo di farina e 10 tuorli d'uovo, il ripieno di ricotta bacina, parmigiano reggiano delle nostre colline parmensi e biete, conditi con un burro profumato alla salvia e parmigiano reggiano. Poi abbiamo le taglioline al culatello, fatti con una salsa a base di burro, sfilacci di culatello, e il tosone, parmigiano di 1 settimana, fatti sciogliere in padella. È tutta pasta fatta in casa. E poi abbiamo anche il classico gnocco fritto o torta fritta che viene accompagnato con i nostri salumi. Infine abbiamo la torta sbresolona, che è una torta fatta di farina di mandorle, mandorle tritate, burro e farina. È accompagnata con una salsa vaniglia o addirittura qua alcuni la servono con un bicchierino di grappa. Il Lambrusco è un vino che è più abbinato agli uomini. Invece la Fortana, essendo un vino più dolce, è molto preferito dal gentilsesso. Vi aspettiamo! Con il maestro Fabrizio Caffi, delegato alla cultura del comune di Busseto, andiamo a scoprire gli itinerari verdiani.
Giuseppe Verdi nasce alle Roncole tra il 9 e il 10, qualcuno sostiene il 9, qualcuno sostiene il 10. In quella piccola casetta che è un'osteria, la storia è molto bella e anche simpatica. Verdi è stato salvato nascondendolo nel campanile della chiesa di San Michele, che è la chiesa davanti. Ricordiamoci che a San Michele c'è il fonte battesimale dove Verdi è stato battezzato. Faceva, come sapete, il chierichetto. Diciamo così, il triangolo ideale dei primi anni era tra la casa natale, la chiesa di San Michele Arcangelo davanti e il santuario di Madonna Prati. I genitori gli hanno regalato la prima spinetta, che è conservata alla casa di riposo per musicisti a Milano, e nella chiesa ha mosso i primi passi come musicista facendo l'organista. L'organo è completamente restaurato, perfettamente funzionante, e quindi chi vuole può veramente sentire ancora il suono dell'epoca di Verdi. Questa è la vita di Roncole. Poi Giuseppe Verdi viene a scuola a Busseto, e a Busseto c'è una figura veramente molto importante che è Antonio Barezzi. Questa figura, leggendo e studiando veramente la vita di Verdi, l'importanza che ha, perché oltre ad essere stato il mecenate, gli ha permesso di studiare, perché credeva fortemente in questo ragazzo. Verdi frequenta il ginnasio a Busseto, frequenta il Salone Barezzi, si innamora della figlia di Antonio Barezzi, Margherita, e si sposano e hanno 2 figli. Poi, come saprete, il trasferimento a Milano, muore la moglie, muoiono i 2 figli, però il legame con Antonio Barezzi rimarrà sempre fino alla fine. È un legame talmente tanto forte che nel 1847 Verdi gli dedica l'opera Macbeth, con queste parole: la dedico a lei che mi è stato suocero, benefattore ed amico. Perché citiamo anche questa parola amico? Ovviamente per tanti motivi, ma anche per una cosa in particolare. Barezzi ha accettato la convivenza di Verdi con Giuseppina Strepponi, nonostante ovviamente lui fosse il genero. Quindi ha accettato questo, è sempre rimasto questo rapporto veramente molto confidenziale, tanto più che alla morte di Antonio Barezzi Verdi era presente lì in Salone Barezzi. Un salone che adesso è gestito dall'associazione Amici di Verdi, gestita da volontari, ma che si sta veramente dando molto da fare nel corso degli anni. Hanno costituito un premio, il Verdi d'Oro, consegnato ai più grandi interpreti del mondo lirico di tutti i tempi. E ora è un museo grazie ad alcune donazioni, tra cui quello di un bussetano, il grande ufficiale Gianfranco Stefanini. Vengono ancora conservate ovviamente le lettere originali, alcune cose del mobilio originale, un museo veramente che viene invidiato. Verdi non diventò mai maestro di cappella a Busseto, e da questo momento in avanti la vita di Verdi si sposta nella città di Milano, la grande metropoli, la vera città verdiana, oltre a questi luoghi. Verdi successivamente si innamora e va a convivere con Giuseppina Strepponi. C'è un ritorno a Busseto e vanno a risiedere a Palazzo Cavalli, ora Palazzo Orlandi. Questo palazzo ha scritto diverse opere, tra cui Rigoletto. Da questo palazzo però è costretto a scappare perché i bussetani non accettavano di buon grado la convivenza con Giuseppina Strepponi, che ricordiamo era stata la prima interprete del Nabucco. Si spostano e costruiscono la casa di Villa Sant'Agata. Villa Sant'Agata ovviamente è un luogo verdiano importantissimo, però non è del comune di Busseto, è del comune di Villanova.
l'ultimo luogo verdiano del comune di Busseto, ma non per importanza, soltanto perché Verdi non ci è mai entrato. È il Teatro Verdi di Busseto. Verdi non è favorevole alla costruzione di questo teatro, semplicemente perché dice che questi soldi dovevano essere impegnati per cose socialmente molto più utili. Soprattutto diceva che non era corretto dedicare un teatro a lui. Dal punto di vista invece letterario dobbiamo ricordare un'altra figura straordinaria quale Giovannino Guareschi, che ha scelto di vivere a Roncole. Andiamo a sentire le note dell'associazione bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, composta in prevalenza da giovani. L'associazione bandistica Giuseppe Verdi di Busseto è un'associazione storica. Tra parentesi, proprio nel 2012 ha ricevuto proprio l'onorificenza dal Ministero dei Beni Culturali come banda storica di interesse nazionale. Già dai primi dell'Ottocento si ha voce di questa filarmonica, che poi è la Filarmonica di Barezzi, che è stata diretta anche da Giuseppe Verdi in persona, che suonasse per le ricorrenze religiose e civili in Busseto. Noi abbiamo questa eredità e qui l'abbiamo accolta con molto onore, a volte anche con un po' di onere, perché non è facile portare avanti un'eredità di questo tipo. Cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma. Una banda molto giovane perché questi sono tutti allievi dei corsi ad indirizzo musicale che la banda tiene in Busseto e anche in alcuni paesi limitrofi, e quindi questa scuola ha dato i suoi frutti, quindi passano dalla scuola al gruppo bandistico. Oggi una rappresentanza perché purtroppo essendo feriale e quindi lavorativo molti sono al lavoro. Con il giovane assessore al turismo andiamo a conoscere le iniziative culturali più importanti dell'anno. A Busseto abbiamo diverse manifestazioni che da tanti anni si ripetono annualmente. Prima fra tutte nel corso dell'anno è quella del Carnevale, che raggiungerà nel 2014 la 133esima edizione, uno dei carnevali storici più famosi d'Italia. Nel periodo estivo solitamente abbiamo tutti gli anni il concorso Voci Verdiane, che è un concorso unico al mondo per interpreti della vocalità verdiana, con lo spettacolo poi finale in piazza. In autunno con il mese verdiano per eccellenza, il mese di ottobre, dove appunto in collaborazione con il Comune di Parma ospitiamo date delle opere, delle rappresentazioni operistiche che sono previste al Teatro Regio, e in collaborazione con tutte le associazioni culturali del territorio organizziamo tutta una serie di manifestazioni ed eventi collaterali, da convegni a mostre, così per celebrare la figura di Verdi nel mese a lui dedicato. In chiusura del mese abbiamo sempre la fiera della norcineria, il maiale in tavola, proprio per dare così giusto rilievo anche a quelle che sono le nostre eccellenze enogastronomiche che ci rendono famosi in tutto il mondo.
Può essere sicuramente una motivazione di viaggio, quella di venire a conoscere i luoghi verdiani, intanto avere l'opportunità di conoscere un po' più a fondo l'uomo Verdi al di là del grande compositore e musicista. Nello specifico per i giovani questo è un territorio con diverse attrattive, abbiamo tante possibilità di svago a livello di sport, abbiamo il fiume Po, quindi tante aree di interesse naturalistico, una tavola davvero magnifica che non ha bisogno di presentazioni, per cui ci sono tutti gli elementi per insomma, passare un weekend molto piacevole in compagnia dei propri amici o della propria ragazza. Dunque, avete visto quante cose belle ci sono qui al mio paese? Adesso vi faccio un invito in dialetto. Donc, chi è a Busset, ha un sacco di musica. Chi è appassionato di musica, al può vedere che il cata gente che parla di Verdi e sente di opere da tutti i cantoni. Venite, che si mangia bene anche. Quindi è un posto da visitare. Sono e sarò sempre un paesano delle Roncole, così si espresse il 25 maggio del 1863 Giuseppe Verdi a Parigi. A Busseto vi aspettano, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Busseto, viva Verdi, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!